E ben trovati cari amici, Francesco Brasco qui con room21.it e poi su Instagram, Facebook e YouTube. Su YouTube siamo blog Room21 Web TV. Con me un ospite e parliamo di questo libro qui, vedete, indipendentista. Con me Luca Polo, molto impegnato. Buongiorno a tutti. A livello europeo, è un uomo che sa le lingue, che è stato nell'ICEC, un'interessante, importante associazione diciamo internazionale, europea, che raggruppa tutti i popoli senza Stato. È una organizzazione non governativa con sede a Bruxelles. Esattamente. Che si occupa in senso generale di diritti umani, ma specificatamente di quel diritto che in Europa oggi trova più difficile esercizio, cioè il diritto di autodeterminazione dei popoli. Esatto, e per questo ti occupi di questo tema molto importante. Allora, questo libro qui l'hai scritto proprio quest'anno, e tra l'altro è il primo, lo sveliamo subito, è il primo di tre. È il primo di una trilogia, perché il materiale era così tanto che alla fine ho deciso di spezzettarlo e di cercare di presentare anche gli argomenti. Quindi è un libro che viene dal tuo impegno politico, Luca. Tu sei vicentino, hai intervistato diversi indipendentisti. Allora, intanto spiegami perché indipendentista e non con la I. C'è una I un po' giocata con le bandierine, in realtà è una E, no? Allora, indipendentista è il modo in cui si direbbe correttamente in lingua veneta, ecco, quello che in italiano si dice indipendentista, e fatalità coincide anche con il catalano, cioè in catalano si dice esattamente indipendentista, quindi diciamo c'è questo gemellaggio con la Catalogna, no? più florida in questo momento e più attiva per esatto. queste idee. Allo stesso tempo anche in quasi tutte le altre lingue, cioè independence in inglese o in portoghese, in rumeno, quasi in tutte le lingue si usa la E al posto della I, quindi questo è il motivo dell'indipendentismo. Perché? Perché è un fenomeno di fatto europeo. Analizziamo questo fenomeno in questo libro e vediamo che ci sono 6 minimi comuni denominatori che rendono questo indipendentismo, nonostante le declinazioni locali, un vero e proprio fenomeno continentale. Ecco, allora, qui questa volta ti sei trasformato un po' in studioso, perché è un po' giornalista, perché in realtà hai fatto delle interviste, no? Sì, la cosa interessante è che l'indipendentismo in Europa e in Veneto danno una florida produzione di libri. Ci sono moltissimi libri e di ottima qualità. In Veneto tu pochi giorni fa hai intervistato Davide Lovat, che è un esempio. Cito un paio dei suoi libri, che ha promosso questa traduzione di Charles Puigdemont. Esatto. Cito un paio dei suoi libri, per esempio Lo Stato dei Veneti piuttosto che Il rischio della libertà. Cioè, esistono dei libri veramente di spessore che parlano di indipendentismo da un punto di vista giuridico, da un punto di vista sociologico, da un punto di vista storico, antropologico, eccetera eccetera. Non esisteva nulla che parlava di indipendentisti, invece, cioè delle persone, le persone che sono dietro all'idea. Capire perché queste persone, no, si dedicano a questi temi, a questo impegno politico. Quindi io ho contattato 21 persone che a vario titolo e in diverse aree ho ritenuto iconiche dell'indipendentismo veneto ed europeo, e ho chiesto loro di raccontarci perché a un certo punto della loro vita hanno avuto questa trasformazione e sono diventate indipendentisti. Allora, tra i nomi abbiamo visto Guadagnini, il consigliere regionale. Sì, c'è Guadagnini, il consigliere regionale, segretario Davide Lovat, Davide Lovat che abbiamo già citato, Andrea Maroso Vicentino, Andrea Maroso, Alessio Morosin, Lucio Chiavegato. Anche delle donne, no? C'è Ilario Brunelli. Esatto. Poi abbiamo una serie di testimonianze dalle altre aree europee, quindi abbiamo per esempio Anna Arché, una nota attivista soprattutto in media catalana, abbiamo per esempio Amer Anvar, che è rettore dell'Università di Glasgow, abbiamo Inigo Iago, che è un basco che è stato per 14 anni esule politico in Belgio, che ci racconta un po' la sua storia, e Renzo Fogliata, che è docente di procedura penale all'Università di Padova, Andrea Favaro, che insegna filosofia e diritto alla San Pio X di Venezia, eccetera eccetera. Quindi, insomma, ci sono dei docenti, ci sono degli attivisti, ci sono dei semplici attivisti, c'è un po' politici che rappresentano anche Ettore Beggiato, con cui sto facendo Ettore Beggiato, con cui stiamo facendo insieme la tournée di presentazione
di questo libro, del suo ultimo libro, Galeas per Montes. Adesso forse qualcuno l'abbiamo dimenticato, scusateci, non possiamo parlare di tutti, e vi diamo appunto l'appuntamento con la lettura di questo libro, che si trova anche in libreria, ma si può trovare potete anche sul sito. trovarlo da Galla, potete trovarlo a Vicenza, potete trovarlo dalla libreria Ubik di Schio, o altrimenti potete ordinarlo direttamente sul sito independentista.eu. Allora, che cosa è uscito da tutte queste interviste? No? Qual è che somma tiri alla fine? Diciamo che quello che emerge un po' da tutte queste interviste è che la molla fondamentale che porta le persone a sposare questa ideologia indipendentista, che nel libro chiamo spesso sentimento piuttosto che ideologia, perché così si manifesta. La molla è soprattutto la dignità. Vediamo che prima che delle esigenze economiche, di esigenze di libertà, c'è prima di tutto un'esigenza di dignità, di riconoscimento della propria specificità culturale. Diciamo che dietro a tutto questo sembra esserci questa molla, la dignità. Salutiamo anche il Ruggero Zigliotto. Salutiamo Ruggero Zigliotto, che parla dei Vicentini. Gianfranco Barco. Ecco, Gianfranco Barco che ha curato la grafica. Bravo. Certamente. Gianbarco, benissimo. Insomma, è un libro interessante da leggere ed è l'inizio di una trilogia. Ed è l'inizio della trilogia, quindi direi che vale la pena. Grazie a Luca Polo per essere stato con noi, sarai con noi prossimamente anche per altri temi, e intanto ricordatevi, mi piace su room21.it, su blog room21 web tv, su YouTube, e poi naturalmente Instagram e Facebook, metteteci mi piace. Arrivederci. Ciao, grazie.